caros oros, caros frades, messafons e giufens in Christus. Il messaggio central delle lezioni de oggi, la domenica, tradizionale domenica del temps ordinari, monta al principi fondamentale de tutte le religioni crediences, surtout del cristianismo. Il hai da carezza Dio e da parte quella carezia con autos. Les leccions bíblicas de Deus recordam-nos que nos cessamos cafiu per carezzar Dio sempre e carezzar autas sco in expressão da nossa carecia per Dio. Las práticas religiosas fundamentais sco da fa orações, da legger la sonja scartira, receiver il sacraments, ils acts de penitência e de controlar se sex, etc., etc., doaien gidar-nos de reconèixer e d'apreciar la presciència de Dio en autos e exprimer nossa carecia per Dio con survi els autos e parter con els nossas benediccions. Per capire quelle lezioni meglio, nos prendai quella nuova enciclica da Papa Francesco col nome de Dilexit Nos, che ha pubblicato il 24 d'ottobre a un 10 dies durante la sessione della Sinoda col tema Sinodalità. Il nome dell'enciclica Dilexit Nos, plaiz latin munta per omonge, el acarezzau nos. In quell'enciclica Dilexit Nos, Papa Francesco declara la montata della carezia divina e umana da Jesus Christus. Així esco ella vegna simbolizzata entras il cor da Jesus. Se basont sulla capienza biblica, descrive Papa, il cor sco sender da fazione umana e spirituale che rappresenta era la profonda e non separabile carezia da Dio per la creazione data. Il testo ensaiva con accentuare la montata del cor e la dottrina cristiana e della società. Historicamente, il cor venius considerato come part del creazione il più profondo e il più importante. Leu sunescen l'intelletto, le emozioni e le finamiras spirituali. Quella unità del cor è centrale per capire la carezia divina, da mai che Jesus offresce als creacions in cor aviert, in simbol per sia carezia ed amicizia senza resalvas. E la palestra da ritornare alla sincerità del cor, principalmente in nies mund, nu che patrcia superficial e consumar ansa vens priorità avonché riflessione intensiva. Il sottolinea era la montata d'examinazione personale ed indimescia il crescens da rifletta sur da damondes fundamentales per tu cont lur finamira e lur identità che mainen senza dubi al cor. Papa Francesco declara che il corpo simbol reunesce bosulet les emozions ed els patrats mobai munta era in liug da sinceridad e loyalitat. Il cor de Jesus che simbolicesce era l'unità spirituale e terrestre da Dio con la creazione data. Daventa scia in invitazione d'entrare in una relazione più profonda con Dio. Il Papa accentuesce che la carezia da Christus tocca già il creazione in suo più profondo e maina el ad una nuova vita complenida in Christus. El ricorda la morabilità della vicinanza da Jesus tils creacions, la quale el conferma in numerose sindupades e l'Evangeli. In ulterior accent principal giai sulla rola del corpo center della comunanza sociale e spirituale. L'enciclica renda attento che una vera cardienza che deriva del cor era la forza
da mida, relações e sociedades. Papa Francesc vesa en quai in asligaziun per bia problemas socials da nies temps, che carcions venen uni entras la caretia da Christus e se nascia viva en pais e gestadad. El constateja che il cor del singolo e del cor collettivo della società ai associai strettamente in con l'auta. Ultra da quai descrive Papa Francesc che la carezia umana e la carezia divina di Jesus sapien il cor, bo veni separadas e una dall'altra. Il cristiano ven reconocius in sia l'identitat completamente, sco carezzau a fond de Dio, shel se senda pledendaus entras la carezia da Jesus. Il simbolo del cor gida ils cartens da capì quella collegiazione ed era se ragordà vid il grand schengeig del spintrament. Quell'enciclica declara il cor da Jesus co fontauna della carezia e della misericordia che se mossa con su l'Eucaristia. Che ven la carezia da Christus vesaibila in una forma sun concreta, fisica. Il cartel san s'unì in quella celebrazione con Christus e sia un'ofrenda. Papa Francesc siara con l'appello che i cartels capescien il cor de Jesus sco sender spiritual e che els duaien declarar el sco center dell'urbeta. Il cor de Jesus envida ils carciauns ad una profunda amicizia ed attescia d'edat, entras les quales el san bumo migliora lur relazione tier Dio, ma ben era tier lur concarciauns. La fin finale accentuescia l'enciclica che in scutané con il cor de Jesus aigi era inclom alla conversione interna che va sur satisfaccions individuales ora e che maina alla vera allegria della cardienza e della vita dels cristians. De dilexit nos animesha da bo vese la carecia de Christus sco concept abstract, ma bei sco forza viva e trasformativa che derasa el cor sies ragish e maina shi bain il singul sco era la cominonza all'abbondanza della vita cristiana. E scia, javisce la vustuts, tot bien, stei sauns, na biala jamna vinavun, ed oz in biala domenica. Ludaus, Jesus Christus, sempre sei ludaus.